Sicuramente ci ha insegnato tanto e ci deve insegnare tanto questa bellissima vittoria, il risultato del Partito Democratico, il lavoro che si è fatto, e quindi siamo qui innanzitutto per ringraziare perché in un passaggio non semplice per noi Ancona ci ha dato una grande soddisfazione, ci ha dato una grande soddisfazione questa vittoria e certamente ci dice molto anche del lavoro che dobbiamo fare. Ce lo siamo fatti dire anche sabato scorso in Assemblea Nazionale quando abbiamo chiesto proprio a Valeria di esserci e di raccontarci l'esperienza di Ancona. Io credo che la cosa fondamentale sia lavorare sempre con la capacità di stare intanto all'altezza dei bisogni dei nostri concittadini, anche quando sono complicati, ascoltare, grande capacità di ascolto, di rinnovamento, quindi avere la forza di tenere sempre porte aperte, finestre aperte del Partito Democratico a chi vuole darci una mano. Di solito le nostre esperienze forti sono quelle che appunto anche nel governo si dimostrano aperte, non chiudersi, stare molto attenti al sociale. Secondo me la chiave di volta è veramente avere sempre un'agenda sociale fondamentale nei quartieri, nel governo delle città, ma questo vale anche a livello nazionale, molto, molto chiara. E penso che queste siano le cose che dobbiamo fare anche sul progetto nazionale delle prossime settimane e nei prossimi mesi. Valeria ha dimostrato di essere una personalità forte, radicata, vincente. Di solito quando ci sono vittorie come queste c'è sempre un grande lavoro di squadra, c'è una leadership forte, un grande lavoro di squadra. Io devo solo dire grazie per il lavoro che è stato fatto e devo solo chiedere che questo lavoro continui sempre con questa capacità di guardare fuori, di cercare anche nuove energie, nuove esperienze, di coinvolgere e quindi di pensare che anche quando si vince bene non si è mai finito il lavoro e bisogna andare avanti.